amici di Via Vai TV Online, oggi a Progetto Benessere abbiamo qui con noi Marco Margoni, uno dei 3 fratelli che lavorano proprio nella tenuta La Bertolà, sono titolari e sono produttori di ottimi vini che il nostro sommelier Maurizio Falloppi andrà a presentarci. Allora, ben arrivati qui nel nostro Progetto Benessere, e ti lascio subito la parola, Maurizio, così puoi anche spiegare tutte le caratteristiche di questi vini. Benissimo, grazie. Allora un saluto a tutti voi amici del web e di Via Vai. Presento allora Marco Margoni qui alla mia sinistra, che è uno dei fratelli che segue l'azienda, e subito passo la parola a lui per capire allora, dove è situata l'azienda e quanti ettari vitati avete. L'azienda è ubicata sulle colline di Trissino, a 300 metri sul livello del mare. È un'azienda in corpo unico di 22 ettari complessivi, di cui vitati 15. Ci sono delle varietà autoctone, quali la Durella, il Raboso Veronese, e delle varietà internazionali, quali il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc, lo Chardonnay, il Pinot Grigio e il Riesling. Ecco, io ho assaggiato e devo dire veramente dei vini molto interessanti. È un'azienda che è nata qualche anno fa, però ha una storia molto l'azienda ha una storia vecchia, nel senso che è stata fondata da mio bisnonno ai primi del Novecento e poi è passata di generazione in generazione fino al 2006, quando l'abbiamo rilevata noi fratelli dai nostri cugini, e abbiamo iniziato a vinificare in purezza questi vini e quindi a commercializzarli con il marchio La Bertolà. Ecco, io intanto, finché tu parli, io apro allora, uno dei tuoi vini, che è un Cabernet, e tu intanto, Marco, spiega un po' anche di questa novità, questo Calesio, di cosa si tratta? Beh, il Calesio è un durello spumante. Il durello è una varietà, la Durella è una varietà autoctona, tipica della Lessinia. Trissino da sempre è inserita nell'area della Lessinia, infatti è proprio l'ultima propaggine dei Monti Lessini che si affaccia sulla Valle del Lagno. E da sempre questa varietà è stata coltivata in queste terre. È un'uva bianca, un'uva che ha una caratteristica di grande acidità, e per questo si presta in maniera assolutamente eccellente alla spumantizzazione, sia come metodo classico e sia come metodo Charmat. Questa prima uscita di Calesio è uno Charmat lungo, quindi con una bollicina molto sottile, raffinata, e devo dire che il risultato è stato assolutamente eccellente. Un vino da proporre come aperitivo, da sbicchierare facilmente, non particolarmente impegnativo anche dal punto di vista del prezzo, come può essere un metodo classico che invece richiede ovviamente una lavorazione più impegnativa. Marco, io volevo appunto dire ai nostri amici del web che giustamente noi abbiamo delle grandi zone evocate, abbiamo di grandi vini spumanti, le famose bollicine, il Franciacorta, il Prosecco, il Trentino, però io direi che anche il Durello finalmente sta conquistando i palati un po' di tutti gli italiani, e non solo, perché so che anche il Durello spumante sta oltrepassando i confini dell'Italia, va in Germania, va negli Stati Uniti, in Inghilterra. Sì, è da dire che il Durello, che tradizionalmente è stato sempre fatto come vino fermo, il classico vino del contadino delle nostre zone, da ormai 20 anni viene vinificato, viene spumantizzato, e proprio la tecnica, la cultura della bollicina in questi anni è riuscita a raffinare il prodotto e a portarlo a un'eccellenza che sicuramente non ha nulla da invidiare alle più blasonate aree del Trentino o della Franciacorta. Bene Marco, allora io qui abbiamo, passando dal Durello al Cabernet, ho versato qui il vino, ma soprattutto invito tutti gli amici di andare a assaggiare questi vini nella tua cantina, in questo posto splendido sulle colline di Trissino. Basta una telefonata e Marco vi aspetta. So che state facendo anche la cantina nuova. Sì.
Ecco, e soprattutto oltre a assaggiare questo Cabernet, io farò, cioè avete un ottimo Chardonnay, un ottimo Pinot Grigio e anche veramente un spettacolare Riesling, perché so che fate poche bottiglie ma di gran qualità. Sì. Beh, due parole sul Cabernet velocissima. Questo è un Cabernet frutto di un assemblage di Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, che è un tipico assemblage veneto delle nostre zone, dove prima che arrivasse ci fossero le viti provenienti da clone, per selezione massale si andava a prendere un pochettino quelle che erano le varietà più forti, e quindi assieme al Sauvignon si univa anche il Franc e alcune volte anche il Carmenere. Quindi la caratteristica di questo Cabernet è proprio quella di ritornare a quegli antichi sapori di quei vini rossi nostrani che si differenziano da quella uniformità che ultimamente i vini internazionali hanno portato sul mercato, e quindi ripropongono un gusto che diventa da questo punto di vista quasi autoctono, anche provenendo da varietà internazionali. Benissimo, allora Marco, io dico a tutti quanti, andate a trovare la tenuta alla Bertolà, anche perché so che fate poche bottiglie, un 30.000 circa fra tutti i 6 vini che proponete, e un brindisi a tutti voi e una risentirci presto.